Buonasera. Benvenuti alle elezioni di Miss Italia 2006. Anche di più. 2006. Anche di più, 2006. Ma attenzione, quando si fanno gli applausi bisogna farlo alle persone giuste. E un applauso lo farei alla nostra prima finalista. Vai l'applauso! La nostra finalista. Buonasera. Si sente? Non si sente? Come non funziona? Si sente? Ah. Alziamola. Aspetti che le rifaccio la presentazione. Sì. Prego. Un po' strana lei. Forse c'è tacchi troppo alti, eh? È un po' di difficoltà. Posso dargli una mano se vuole. Sono incastrata. Grazie. La nostra prima finalista. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Elodie con la I, ma i miei amici mi chiamano Elo o Elodie con la Y perché dicono che sono una ragazza speciale. Io sono nata 20 anni fa, ma vado per i 35 e a proposito vorrei ringraziare tutti i miei genitori presenti stasera. Grazie. Grazie, sono emozionata. Sono bassa 1,73 m, ma se non basta posso salire direttamente sul podio. No, non fa niente. Sono scioccato. No, non salgo, non fa niente, sto qua. Va bene. Okay. Allora, possiamo parlare delle mie misure se volete. Quindi le mie misure sono 90, 60, 90. Sì, perché sono metà sarda e poi sono francese. E quindi parlo 5 lingue. È ovvio, no? Sì, è ovvio. E quindi, yes, I speak un poquito français, anche se sometimes quiero mucho chanter in inglese. Io vorrei dire un'ultima cosa. Prego. Credo molto nelle valori come l'amicizia. E a proposito vorrei ringraziare a tutte le pasticcerie aperte anche la domenica. Grazie mille. Vabbè. Lei mi preoccupa un po', signora finalista, però io sono qua, visto che questo è un concorso nazionale per eleggere Miss Italia, io vorrei fargli una domanda anche, ma lei cosa pensa? Per esempio, tutte le notti prima di... Cosa pensi tutte le notti prima di addormentarti? Alla pace nel mondo. No, prima di tutto alla pace nelle regioni, perché non ci pensiamo mai. Ma questo è l'inizio. Qual è il tuo più grande difetto? Ma vedi, io sono una persona complessata, sono diversa dalle altre ragazze. È un difetto fisico? Sì, diciamo... non so come spiegarlo, perché ho visto che stavate tutti guardando prima e infatti ho i seni troppo grandi e mi dà un mal di schiena terribile e i ragazzi non mi guardano mai negli occhi, sono come un oggetto sessuale. Sì. È terribile. Sì. Cosa pensi di fare dopo Miss Italia? Ma guarda, io pensavo di andare a mangiare la pizza con la numero 24, ma se vinco io magari la raggiungo dopo. Hai capito? Vabbè. Va bene, signori, è arrivato il momento, scusate, di sapere se Elodie passa il turno o no. Fate anche di più, bisogna sapere un po'. Fate una ola. Ladies and gentlemen, Elodie, per te Miss Italia finisce. No, ma non fa niente, è un gioco, è normale, non si può vincere sempre, è un gioco.
Io pensavo di perdere questa volta, però anche se non volevo vincere, non volevo perdere. Miss Italia! Allora, vieni qua. Elodie Serra, grande applauso per Elodie. Grazie mille a tutti.